quello che apparentemente era un appartamento si svela essere un labirinto. Sono Maria Spazzi e ho progettato la scenografia per I Parenti Terribili per la regia di Filippo Dini. Questo appartamento nel salire svela la sua parte interiore perché lo vediamo da una prospettiva diversa e cogliamo che è un labirinto, che è un appartamento labirintico, cosa che non vedevamo nel primo atto. I due appartamenti a terra e sollevato si specchiano uno nell'altro, cioè sono la stessa cosa. Quindi riusciamo a raccontare due luoghi diversi con la stessa struttura. Questo ci dice che non stiamo riuscendo a uscire, ma che ci specchiamo una cosa capovolta nell'altra. Sostanzialmente questa è la struttura, anche la scommessa, vedremo se arriva.